TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle 16:30 circa di oggi, mercoledì 31 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune limitrofo a Castello di Godego per un incidente stradale. Il mezzo, finito fuori strada, ha colpito prima un palo telecom, terminando successivamente la sua corsa ribaltato su un lato. La persona all'interno è riuscita a uscire in maniera autonoma ed è stata presa in cura dal personale medico giunto sul posto con una ambulanza e preventivamente con l'elisoccorso da Treviso. Fortunatamente le condizioni del conducente si sono rivelate buone. Oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito, presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. E nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, in viale Giacomo Matteotti di Vittorio Veneto, i militari del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia Carabinieri hanno arrestato un 32enne tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo intorno alle 17:30, nel tentativo di sottrarsi a un ordinario controllo, ha cercato di colpire i militari a mani nude. Una volta immobilizzato è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 17 grammi. Per tale motivo, oltre all'arresto per l'aggressione, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Lutto nella CISL trevigiana per la scomparsa di Franco Granzotto, storico dirigente della Filca CISL, la Federazione delle Costruzioni e del Legno. Granzotto si è spento martedì 30 dicembre all'età di 83 anni in ospedale a Montebelluna, dove viveva. Dal 1967, anno in cui è entrato in aspettativa sindacale, fino al pensionamento del 1994, ha ricoperto ruoli dirigenziali di primo piano a livello provinciale e regionale, partecipando anche a importanti trattative nazionali. I funerali si svolgeranno lunedì 5 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Busta di Montebelluna, dove risiedeva. Cambiamo argomento. A partire dal 7 gennaio 2026 saranno introdotte importanti modifiche al servizio urbano di Vittorio Veneto. Le linee 31, 32 e 33 subiranno aggiornamenti nei percorsi e negli orari con l'obiettivo di migliorare la puntualità, la regolarità del servizio e le coincidenze tra le diverse linee urbane. Il precedente sistema a boomerang con interscambio in piazza Medaglie d'Oro necessitava da tempo di una revisione. L'aumento dei tempi di percorrenza, i cambiamenti alla viabilità e le attese ai passaggi a livello rendevano infatti complesso garantire un servizio puntuale e coordinato. Le modifiche ora introdotte sono frutto della collaborazione tra comune, MOM e rappresentanze sindacali e da tempo sollecitavano un intervento per migliorare complessivamente la qualità del servizio. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.